Sportivi di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre, rieccoci di nuovo insieme anche per questa settimana per il consueto spazio delle 20:30 del giovedì. Oggi non parleremo però di calcio giocato, in quanto il campionato di promozione ma anche il campionato di prima categoria si è fermato domenica in occasione del Carnevale. Pertanto oggi la nostra puntata è incentrata sui faccia a faccia che abbiamo realizzato nelle settimane precedenti. Pertanto guardiamoci i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Ci vedremo dopo per i saluti. Benvenuti nel nostro nuovo Faccia a Faccia. Conosciamo subito l'ospite di questa puntata. Vive di calcio da sempre, scoprendo talenti in tutta Italia. Fare il direttore sportivo, vi assicuro, non è mai facile. Anzi, non lo è per niente facile. Oggi nel nostro Faccia a Faccia abbiamo Evaristo Cola. Ciao Evaristo, ben trovato. Buon pomeriggio. Cercheremo di scoprire l'altro lato della tua figura professionale, cercando anche di capire quante difficoltà ci sono, soprattutto nel mondo calcistico di oggi. Subito la prima domanda. Scoprire i giovani non è mai facile. Quali sono le caratteristiche che ha un direttore sportivo per cercare soprattutto di carpire quelle che sono le qualità di alcuni giovani? Allora, il talento ti accorgi subito, perché quando fa una giocata in effetti attraverso la rapidità, attraverso la tecnica, attraverso la fantasia, all'uno contro uno, quando ti fa capire chi ha colpi, sì, lì ti accorgi immediatamente. E magari lì ci può essere che non è bravo nella fase non possesso, ci può essere che non è un po' duttile, però chi ha talento, per quanto riguarda il discorso di scoprire il talento, lì non è per niente difficile. Il difficile è magari, ad esempio, non so, trovi un giovane che per dire bravo nella fase di rottura, nella fase di non possesso, tipo un mediano, quelli arcigni duri, che per vecchio dire, stampo. Ecco, allora lì magari lui viene chiaramente poco alla visione, perché chiaramente è come se fosse un po' nascosto, sì, quel giocatore lì, però ti accorgi che lì ha qualcosa. Magari quando va ad accorciare, quando va a pressare, capisci che lì la caratteristica, la dinamicità, che tipo di giocatore è, e lì automaticamente occorre un po' d'occhio per capire che quel tipo di giocatore lì ha quelle caratteristiche. Lì scatta l'esperienza anche nell'individuare queste caratteristiche. Esatto, no? E in quella giornata chiaramente ti fai un resoconto che comunque va rivisto in determinate circostanze, dove automaticamente le sue caratteristiche fisiche, tattiche vengono a galla in un momento diverso da questo. Una domanda un po' particolare, perché spesso e volentieri ci si scontra soprattutto con i genitori quando si intuisce di avere a che fare con un talento. È vero oppure non è vero? Eh sì, perché purtroppo il calcio, essendo che girano tanti soldi, oggi la maggior parte dei genitori pensano che col calcio ci si può arrivare sempre a grandi livelli, magari si mette un po' da parte lo studio, li prestano tanto. Per me è un grandissimo errore, perché per i giovani la prima cosa è importante l'amore della famiglia e soprattutto anche lo studio. Poi lo sport è importante perché socializzano, devono divertirsi, non devono pensare che oggi nei dilettanti, nei giovani parlano di procuratori a 13, 14, 15, 16 anni, è una cosa che veramente la trovo assurda. Devono lasciarli liberi e chiaramente poi man mano col tempo, se sono rose, alla fine fioriranno. Ma secondo te il talento va in questo momento di pari passo con le società che vogliono investire sui giovani? Il talento oggi rispetto al passato è venuto un po' a mancare, anche perché abbiamo il discorso che tante scuole calcio, purtroppo, mancanza anche chiaramente economiche dell'indotto, che chiaramente è calato rispetto al passato, eccetera eccetera, quindi le società non possono permettersi di investire
su allenatori qualificati. E allora oggi il talento succede che spesso viene a mancare, perché se c'è il talento, oggi l'allenatore, tra virgolette, che poi non è un allenatore ma io lo reputo un istruttore, certo, soprattutto se sia bravo nella fase atletica, perché nei primi passi è importante anche la coordinazione, la chiaro, postura, quindi dovrebbe essere chiaramente un istruttore ISEF. Oggi succede che se un bambino ha colpi, ha qualità ed è un talento, spessissimo l'allenatore lo richiama perché vuole fare risultato e automaticamente lo ingabbia in questa tattica, in questa situazione qui, e moltissimo spesso succede che automaticamente il talento per questi motivi viene un po' messo da parte. Giustamente hai sottolineato che la preparazione atletica anche per un giovane talento è fondamentale, perché da lì poi cresce la struttura fisica, venendo a mancare possibilmente un allenatore che specificatamente lavora anche sul fisico del talento. Certe volte il talento può anche perdersi. Io parlerei sotto l'aspetto appunto dell'estetica, di poterle far capire la coordinazione, la postura, la ricezione, lo scarico palla, dare palla. Ho capito. Sotto quell'aspetto lì è fondamentale, perché se alla base non gli dai appunto questi tipi di caratteristiche, fai fatica poi man mano a fargli capire tante cose. Cosa succede? Che oggi tante scuole calcio non sono all'altezza, questi tipi di caratteristiche fondamentali non glieli insegni, poi arrivati a 12-13 anni chiaramente fai fatica. Però è anche altrettanto importante che quando parliamo di bambini, di scuole calcio e di giovani, è importante chiaramente, secondo me, fare allenamento con la palla, perché tanta palla gli fai, che sta scomparendo un po'. Appunto, più palla gli fai ai bambini, più si divertono, più fanno anche atletica, e automaticamente è importante chiaramente fare allenamenti con la palla, perché è tutto lì che si migliora e si diventa calciatori. Soprattutto ad una giovane età. Assolutamente, perché vediamo ad esempio, basta vedere quello che fa l'Ajax, quello che fa il Barcellona, la famosa cantera del Barcellona, sì. Basta andare a vedere i bambini di 6 anni, loro la parte atletica non la fanno, però fanno postura, coordinazione, estetica, palla, e arrivi a 10, 12, 13 anni e ti trovi il Yamal di turno, perché sì. Qua automaticamente parliamo di un 2007 che gioca già a grandissimi livelli. Perché? Perché lì c'è una cultura diversa. Assolutamente. Perché lì chiaramente c'è la cultura del palleggio, della qualità, della tecnica, di far giocare con palla i bambini, di non distruggerli psicologicamente, tatticamente, e c'è anche un coraggio di farli giocare, cosa che in Italia è molto difficile, perché la maggior parte sento dire non è pronto, lo mandiamo in prestito, non andiamo a fare le ossa. È vero. Quindi è un po' frasi fatte che ormai si conoscono abbondantemente. Purtroppo sì. La settimana tipo di un uomo che vive di calcio, che guarda partite non stop ogni giorno, è fatta di sacrifici oppure soprattutto di passione? Credo che entrambe le cose, perché oggi gli algoritmi hanno distrutto secondo me quello che è il talent scout e quello che è il direttore sportivo. Certamente l'algoritmo oggi ti può dare un aiuto, una piccola infarinatura, ma quello che è importante è il sacrificio, la passione. Quindi vanno di pari passo. Assolutamente, e poi è importantissimo i propri occhi, perché ognuno la vede in un modo diverso. Se pensi che un calciatore oggi, tanti prendono un giocatore perché guardano le statistiche, i tabellini, il sentito dire, i curriculum, ecco il perché l'Italia sta facendo fatica. L'algoritmo ti può dare un aiuto, ma i propri occhi, andando a fare sacrifici, facendo chilometri, prendendo freddo, prendendo tanto caldo, dove veramente scoppi, è importante andarci con i propri occhi e far sì che quella definizione del tipo di calciatore è a 360 gradi, perché hai visto tante sfaccettature che sul campo solo sul campo riesci a vederle e non attraverso gli algoritmi. Quindi quella valutazione così vera rimane ancora la migliore? Per me assolutamente quella. Ripeto, oggi si vede tanti video, però ti faccio un esempio. Se vedi un video di un giocatore ti accorgi più o meno di che tipo di caratteristiche è, però per completare la valutazione, bisogna vederlo dal che vivo. prospettiva, che tipo di caratteristiche, quali sono i pregi, i difetti, qual è la completezza del calciatore, se è bravo a doppia fase, eccetera, eccetera, devi farlo dal vivo, perché lì ti accorgi anche in movimenti senza palla, tante situazioni, di dare lì, solo lì, la definizione e la valutazione di un giocatore al 110%. Cosa ti rimane dopo aver chiuso un contratto per un talento calcistico? Cosa ti rimane a te personalmente? Io sono stato fortunato nella vita, perché il talent scout l'ho iniziato a farla quando avevo 18 anni, 19 anni, e sono stato credo tra i pochi fortunati ad aver già ceduto un giocatore in Serie A
rimane una grande soddisfazione, perché spessissimo a volte qualcuno non si accorge delle caratteristiche, magari la tua fortuna fa sì che comunque hai individuato in lui qualcosa di importante. E cosa è? È una cosa bellissima, magari oltre per lui, per la famiglia, è una soddisfazione importantissima oltre per te, ma soprattutto per lui e per la famiglia, perché poi dopo dargli prospettiva, dargli una grande chance e magari dalla scuola calcio da dilettante portarlo a grandissimi livelli è una soddisfazione veramente indescrivibile sotto tanti Rimarrà per punti di vista. sempre. Certamente Rimarrà per è un sempre. orgoglio. Ma questa figura del talent scout è sempre credibile oppure è stata troppo inflazionata in quest'ultimo periodo da figure un po' approssimative? Purtroppo sì, sono d'accordo con te, perché oggi tante figure del vero talent scout, del vero osservatore, purtroppo ne sono rimaste poche, perché tante società, pur di risparmiare, pur chiaramente di non credere più ai giovani come una volta, prendono giocatori già mezzi fatti, chiaramente arrivano tantissimi dal Nord Africa, dal Sud Africa, perché in Italia purtroppo questa figura è scemata, come è scemata chiaramente tanti giovani italiani che arrivano a grandi livelli, anche perché chiaramente c'è il problema che oggi tanti bambini preferiscono stare al computer, alla PlayStation. Anni fa... Insomma, la passione calcistica va sempre più a diminuire. Sì, purtroppo sì, e in più la figura del talent scout, mi dispiace dirlo, oggi è poco qualificata, perché tanti lavorano con delle società giusto perché dicono lavoro lì, ma non hanno un euro, non gli riconoscono nessun riconoscimento, e diranno tante, ma non sono tutte così, se prendo quel giocatore fammi sapere, vedremo, eccetera eccetera. Ma io dico invece che sui campi, dappertutto in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, bisogna mandare gente che comunque questo lavoro lo conosce, lo capisce, ha esperienza, ha chiaramente intuito, come parlavamo prima, ha voglia di sacrificarsi, ha Sì. passione, e quindi oggi si fa fatica, è una figura che sta andando veramente male. È un po' come avevamo detto anche prima a telecamere spente, è un po' come anche a livello di direttori sportivi a grandi livelli. Purtroppo io credo che bravi ce ne sono, anche parecchi, però tanti come una volta non ci sono più, sono pochi quelli di una volta, perché secondo me tanti direttori sportivi oggi rispetto a quelli del passato sono veramente molto meno bravi del passato. C'è un po' di incompetenza anche, dai. Non volevo dirlo magari però purtroppo il calcio sta andando sotto questa direzione qua, perché, ripeto, i grandi dirigenti tecnici come una volta i veri direttori sportivi Sono scomparsi. ce ne sono oggi veramente È pochi. vero. Senti, ma dove vuole arrivare questo calcio moderno? Troppi petroldollari oppure rimane sempre la sana competizione di un tempo, no? Dei campetti polverosi dove probabilmente c'è la vera essenza del calcio? Il talento, credo che oggi quel po' che c'è ancora al meridione, e c'è chiaramente a livello dei paesi sudamericani, perché credo che la tecnica, l'astuzia, la scaltrezza è quella che comunque ancora oggi ci giocano per strada, dove non c'è tatticismo, non c'è un allenatore che vuole vincere, dove chi ha talento lo mette in mostra, si diverte, perché poi il calcio è Ma infatti i divertimento. talenti nascono soprattutto in questi ambienti. Assolutamente. Sono straconvinto che Yamal, prima di arrivare al Barcellona, essendo un ragazzo marocchino lui, sono sicurissimo che quel suo talento è partito lì, perché si percepisce che ha colpi impressionanti, che a 16 anni non gioca a quei grandi livelli. Se fai chiaramente una trafila in una scuola calcio dove pensa al risultato, alla tattica, eccetera eccetera, sono convintissimo che lui è partito. Quindi i campi polverosi continuano ad essere sempre la vera e propria fucina del talento. Certo, perché, ripeto, quello che è fondamentale è che quando un talento lo fa su strada, su sabbia, su divertimento con gli amici per strada, eccetera eccetera, tutto quello che hai naturale non può altro che migliorare sempre. Invece, ma non sempre, perché poi ci sono anche scuole calcio, società attrezzate con bravi istruttori, bravi allenatori, grandi settori giovanili, per carità, però credo che siamo oggi sempre più sul discorso che purtroppo il talento sta scomparendo. Come ad esempio la vecchia
mezza punta di una volta. Cioè, il famoso trequartista anche, no? Esatto, il famoso Baggio del Piero, Zola, eccetera. Oggi farebbero fatica perché o fai il 4-2-3-1 e fai l'attaccante a piedi invertiti nei tre Sono sotto la prima troppo punta, incappiati, diciamolo oppure pure. un 4-3, gioca a piedi invertiti, eccetera, eccetera. Oggi faresti fatica a giocare tra le linee, che secondo me resta un giocatore eccezionale, perché chi ha baricentro basso, brevi linee a colpi, giocando tra le linee, diventi imprevedibile, li metti in difficoltà gli avversari e vedi il bel calcio, i grandi colpi. Oggi chi invece gioca a piedi invertiti, 8 volte su 10, va chiaramente in verticale, poi a un certo punto è arrivato lì, pari passo con l'avversario, sterza, viene a giocare centrale, giochi palla dietro. Se invece poi dopo si ricomincia, diventi prevedibile. Infatti quando fai sempre la stessa giocata, se poi automaticamente ti raddoppiano, fai fatica, sei costretto a giocare palla assolutamente dietro. Evaristo, grazie, perché come al solito quando parlo di calcio con te è una grande possibilità quella di raccontare il talento, la crescita di un talento e anche diventare dirigente sportivo che non pensa soltanto ad un guadagno personale ma alla fortuna anche di un talento che gli può capitare tra le mani. E certo, nulla di più bello è fare del bene, e in questo caso parliamo a livello calcistico, vedere un bambino, un giovane che gioca o in una scuola calcio o una scuola dilettanti, lo porta a quei livelli in A, in B, eccetera. Come fortunatamente mi è capitato spessissimo. È una bella soddisfazione. È una grande soddisfazione soprattutto per il bambino, per il giovane, per la famiglia e poi chiaramente anche per te. Grazie Evaristo. È stato un grande piacere, grazie a te. Noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna del Face to Face, appuntamento al prossimo. Bentrovati con il nostro consueto spazio dedicato ai personaggi del mondo del calcio siciliano. Il nostro face to face oggi è certamente molto interessante. Scheda introduttiva del nostro ospite. Schietto, diretto, professionista incallito nel suo ruolo di allenatore. Lui è di Palermo e si chiama Filippo Chinnici. Ciao Filippo, ben trovato. Ciao. 7 domande per 7 risposte, quindi sei pronto per affrontare anche alcune risposte che probabilmente parleranno poco di calcio. Siamo pronti. Benissimo, allora attenzione, ecco subito la prima. Sacrifici e sofferenze, ma anche la soddisfazione di dire ce l'ho fatta. Sei soltanto all'inizio però di questa tua importante carriera. Ma secondo tutti tu avrai forse qualche sassolino da toglierti dalla scarpa. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Ce l'ho fatta? No, perché Beh, sei soltanto all'inizio, abbiamo detto, l'abbiamo voluto specificare. Sì. E io lo voglio ribadire perché ancora dobbiamo dimostrare tanto. Certo. Ma il sassolino c'è? Pietra più che sassolino. Addirittura. Però con la consapevolezza di essere vero e quindi di raccontarlo a questo punto. Io sono sempre stato vero e un sassolino, e non mi nascondo dietro un dito. Ma è un sassolino che ha pesato anche nella tua crescita? Allora, a parte la battuta pietra, è un sassolino perché comunque quando viene esonerato andiamo diritti al punto. Chiaro. Vuoi o non vuoi ti dà fastidio. Però fa parte del nostro lavoro. Sì. E lì c'erano tante mie colpe. Colpe che comunque mi hanno portato all'esonero e io sono diventato allenatore nel momento in cui sono stato esonerato. Perché ho detto questi errori non li commetterò mai più e non ho permesso mai più a nessuno di farmi passare quelle... Quindi indirettamente quell'esonero ti è servito per capire certi equilibri che forse per una crescita professionale erano fondamentali. A distanza di mesi, e lo può confermare il direttore Clemente, mandai un messaggio dicendo grazie per l'esonero, perché ho capito dove ho sbagliato, ho capito dove devo migliorare e ho capito qual è la mia strada. Liberi, liberi, cantava Vasco Rossi. Tu, da tecnico calcistico, sei d'accordo su queste due parole?
Le sposi? Ma io nel mio lavoro sono stato sempre libero anche di sbagliare, libero della mia idea e quindi la sposo in pieno. E poi, essendo un amante di Vasco Rossi, Va ad hoc, no? la condivido in pieno. Però certe volte, secondo me, essere troppo liberi si rischia poi di essere fraintesi e di essere anche un po' presuntuosi? No, attenzione, la presunzione no, perché non è una cosa che mi compete ed è una cosa che non sopporto nemmeno nelle persone che mi stanno vicino. Per me l'umiltà sta alla base, non soltanto a livello calcistico ma anche a livello umano, e per me sono dei valori importanti nella vita e che poi mi riporto anche in campo. Filippo, ma quando hai capito effettivamente che questo era il tuo percorso? E soprattutto, c'è stato qualcuno che prima che iniziassi a fare l'allenatore ti ha proposto di fare un'altra cosa? Allora, io ho avuto la sfortuna di avere un infortunio bruttissimo a 17 anni e poi sono tornato di nuovo a giocare e a 23 anni ho riavuto lo stesso brutto infortunio, quindi ho dovuto smettere per forza maggiore. E per 1 anno e mezzo, 2 ho avuto, diciamo, lo stacco sul calcio, non guardavo nemmeno le partite. Poi piano piano è tornata Tua repulsione poi è diventata passione. il richiamo è stato molto più forte perché io avevo un sogno che era quello di diventare un calciatore professionistico e ho riportato adesso questo sogno nel Quindi mio lo lavoro. spazio in cui tu sei stato senza voglia di pallone ti è stato presentato possibilmente con un'altra attività, cioè della serie fai un'altra cosa? No, io... O la tua passione è già subito esplosa? Sì, assolutamente. Poi nel momento in cui mi è arrivata questa proposta lì per gioco all'inizio, nel momento in cui ho iniziato ho detto È questo quello che voglio fare da grande. devo fare, sì. È vero, è vero. Attenzione perché la prossima domanda secondo me è una domanda originalissima. Tra una cena con Arrigo Sacchi ed un pranzo con Marcello Lippi, chi scegli? Attenzione, 2 allenatori totalmente diversi. Diversi, perché Sacchi aveva un modo di giocare col Milan in nazionale con delle idee particolari ma moderne nello stesso tempo. Beh, innovativo assolutamente. E Lippi è allenatore che ha portato grandissimi risultati con la nazionale, Con il gruppo. e col club, con dei valori che fanno la base, diciamo, di una società, di una squadra, e quindi Diciamo che sono 2 allenatori che si completano. io farei un aperitivo con entrambi. Addirittura, quindi non butti giù nessuno dalla torre e della serie vado a farmi un aperitivo sia con Sacchi che con L'invito Lippi. a entrambi a farci un aperitivo Beh, la insieme. risposta è politica, però mi piace. Senti, hai un archivio personale dove tieni scritte tutte le caratteristiche dei giocatori, delle squadre, perché dicono che sei una persona molto puntigliosa sul tuo lavoro. Io ora ti rispondo, però tu come fai a saperlo? Beh, perché anch'io ho i miei informatori. Assolutamente sì, io ho un archivio di tutti i miei calciatori da 15 anni a oggi, con le caratteristiche e i miglioramenti che hanno avuto anche negli anni in cui io li ho allenati o che li ho seguiti e comunque li continuo a seguire, e ho un archivio che è grandissimo. Questo archivio ti aiuta però anche per capire un po' le caratteristiche di alcuni giocatori che magari forse poi dopo potrai incontrare da avversari. Assolutamente sì. E oltre ad avere questo archivio, poi c'ho anche l'archivio dei giocatori delle categorie superiori. Addirittura, insomma, allenatore moderno, all'avanguardia, informato e puntiglioso. Lo devi essere. Lo devi essere, soprattutto quando devi raggiungere certi determinati obiettivi. Lavoro e sempre lavoro. Quando effettivamente stacchi la spina, carissimo Filippo, e conduci una vita parallela che probabilmente è anche importante? Qua la persona che comunque mi sta più vicino è mia moglie, perché non la stacco mai la spina, non ci riesco. Non riesco a staccare la spina nemmeno in vacanza. Addirittura? È più forte anche di perché quando vai in vacanza stai preparando anche magari la nuova stagione. È più forte di me, e quindi mi godo sì quei giorni che comunque
ci riposiamo e ci rilassiamo con mia moglie, però lei se ne accorge e mi dice sempre hai la testa là. Quindi allora giustamente non stacchi la spina. E va bene, è una caratteristica delle persone puntigliose, quindi ci sta pure. Ultima domanda, che è un po' la classica che chiude lo spazio del face to face. Nella cassettiera dei tuoi ricordi c'è un momento particolare, emozionante, che tieni sempre nella tua mente, che tiri fuori magari nel momento in cui le cose non vanno bene? Anche nella tua vita da giocatore, non ultima anche quella da tecnico. Ma guarda, io nel mio lavoro ho tanti ricordi belli. E paradossalmente non sono legati soltanto alle vittorie dei campionati, ma i ricordi più belli che io riesco a custodire e che mi fanno andare avanti e a credere nel mio lavoro sono i rapporti umani che riesco a costruire con le persone. Possibilmente nello spogliatoio, Nello no? spogliatoio. Quelli diventano punti di equilibrio? Anni fa mi dicevano che io avevo un rapporto troppo stretto con i giocatori, ma questo lo dicevano soltanto le persone che non mi vivevano. Io ho un rapporto con i miei giocatori di fiducia e di rispetto reciproco, non troppo stretto, perché io so dove posso arrivare e i miei giocatori sanno dove si devono fermare. E questo è importante. E soprattutto riusciamo ad avere dei rapporti veri, e quindi questo per me non ci sono mezze vie. No. La verità diventa punto fondamentale per costruirlo proprio questo Sì. rapporto. E quindi ad oggi per me questo è la cosa più bella che mi ha regalato il calcio. E tutto questo è successo nelle ultime stagioni, che comunque sono risultate vincenti? Allora, io questo modo di operare l'ho sempre avuto, però negli ultimi anni, anche tramite le cose negative che sono Chiaro. successe, sono migliorato anche tantissimo anche in queste cose. E quindi io penso che si può sempre crescere, si può sempre migliorare e dobbiamo sempre alzare l'asticella. Ti sei piaciuto oggi nel raccontarti? Mi è piaciuto, sì. E questo cosa ti fa pensare? Che non è vero che sei troppo puntiglioso, ma che comunque vivi le emozioni della cosa che più ami. Assolutamente sì. Grazie Filippo. Grazie a te sempre. Grazie a Filippo Chinnici, ospite del nostro Face to Face di oggi. Appuntamento al prossimo. Benvenuti nel nostro Face to Face. Voglio subito presentare l'ospite di questa puntata con una brevissima scheda introduttiva. Uomo riservato, profondo conoscitore del calcio dilettantistico siciliano, l'allenatore per tutte le stagioni. Con noi nel nostro Face to Face Corrado Mutolo. Ciao Corrado, ben trovato. Ciao Ettore, Ti rivedi un grazie. po' in questa piccola scheda? Perfetto. Senti, la prima domanda però è un po' particolare, ma tu ti ritieni un timido oppure dal carattere spavaldo? Ecco, chi è veramente Corrado Mutolo? Corrado Mutolo è una persona innanzitutto che alla base la regola numero uno è il rispetto verso il prossimo. Sono una persona molto riservata, non mi piace mai fare proclami, però nello stesso tempo sicuro di se stesso, di quello che posso dare. Porti sempre a compimento comunque il Sì, tuo obiettivo. Diciamo che sono una persona che mi ritengo un allenatore di campo e quindi mi pongo degli obiettivi e faccio il massimo per raggiungerli. Proprio riguardo alla figura dell'allenatore, quanto è difficile allenare oggi in Sicilia? Allora, io farei un discorso in generale, è diventata difficile la figura dell'allenare, gestire veramente, perché anche nei professionisti l'allenatore ha delle grosse difficoltà, perché ormai gestire tanti ragazzi non è facile. Da soli soprattutto. Da soli. In Sicilia soprattutto, dove mancano le strutture, mancano
ahimè anche diciamo, un discorso economico, perché come soprattutto nelle nostre categorie un campionato di eccellenza è molto dispendioso, quindi bisogna far fronte a tante difficoltà, quindi certe volte non si fa solo l'allenatore, ma si deve fare il psicologo, più di un ruolo. Però alla fine quando si sceglie di fare allenatore vuol dire che c'è quella indole che ti porta a fare anche altro, però come detto è molto molto difficile perché sono cambiati i tempi, i giovani. Ma in questo caso, Corrado, ci si scontra più con i presidenti o più con i tifosi? No, non tanto con i tifosi, io non ho peli sulla lingua, devo dire che sono cambiati anche i presidenti, sono cambiati i direttori sportivi. Prima i presidenti erano i presidenti, entravano, davano mandato all'allenatore, al direttore di fare la squadra, non si vedevano quasi mai, adesso vogliono primeggiare e questo anche ahimè influisce e diventano molto amici dei giocatori, quando invece nel rispetto dei ruoli Condivido. non c'è più il rispetto dei ruoli, quindi è molto difficile fare calcio come si faceva una volta. È vero. Senti, ma l'allenatore tutto cuore ed emozione, secondo te si è trasformato adesso in un allenatore 3.0? Per intenderci, è un allenatore che naviga tra statistiche, mental coach, match analyst e tanto altro. Cioè è finita la figura di quell'allenatore veramente solamente cuore ed emozione? No, secondo me no, secondo me è subentrato, come li chiamo io, che certe volte sono i venditori di fumo, nel senso che si vuole apparire e magari si cambia la personalità, ma un allenatore deve essere se stesso, è come prendere Conte e risvoltarlo, farlo diventare un'altra persona, non riuscirebbe a dare alla propria squadra. Ma queste figure però sono servite Certo. all'allenatore, no? No, tu ti riferivi alle figure, sì certo, tutte le figure sono importanti, è normale, nel calcio di oggi queste figure diventano fondamentali, però l'allenatore rimane sempre cuore ed se emozione. l'allenatore non diventa un leader difficilmente porta a termine una stagione. Assolutamente. Senti, ma dopo la partita stacchi la spina oppure sei sempre portato ad analizzare, magari possibilmente col tuo staff, oppure chissà, ad analizzare il tutto da solo? No, dopo la partita diciamo che con lo staff parliamo delle cose che sono andate o quantomeno poi Lo fai quasi subito? lo analizziamo. Lo fai quasi subito dopo la partita oppure insomma cerchi un po' prima di scaricare? In alcuni casi sì, diciamo che soprattutto quando non si vince. Quando si vince lascio i ragazzi tranquilli, li faccio festeggiare, quando non si vince cerco subito quantomeno di lavorare sul morale o se dire subito qualcosa non va perché poi il martedì si deve pensare subito a lavorare. Quindi in questo caso non stacchi la spina, Non stacco la continua spina. ad essere sempre quello operativo. che è terribile da sempre è la notte, che sia che vinco che perdo l'adrenalina non mi fa chiudere la L'adrenalina notte. non va via mai, è vero. Senti, ma quali sono gli oggetti calcistici che insomma porti sempre con te nella tua scatola dei ricordi, quelli che fanno parte poi alla fine anche della tua vita calcistica? No, ma per me è tutto esperienza. Io ricordo che dopo ho iniziato abbastanza giovane ad allenare, ho fatto tanti sacrifici per farmi conoscere in gran parte della Sicilia. Addirittura un anno sono andato ad allenare al campionato in corso ad Aragona, viaggiavo da Palermo tutti i giorni, la mattina Questo sì che era un sacrificio. avevo mio figlio piccolo, quindi mio figlio ha 21 anni, allora aveva 6 anni, che non si voleva staccare da me e quindi la mattina alle 5 di mattina prendevo il pullman per entrare a Palermo per lasciare la scuola, quindi ne ho fatti parecchi, però lì mi è servito per poi allenare a Campofranco dove abbiamo fatto un'ottima stagione, insomma tanti sacrifici dove mi sono serviti per continuare ad allenare. Mi hai bruciato la domanda che avevo preparato dopo, cioè quali erano effettivamente i tuoi sacrifici facendo l'attività da allenatore, ma me lo hai detto, il sacrificio di accompagnare il bimbo a scuola, di fare tanti Sì, ho chilometri. sacrificato la famiglia, perché comunque i fine settimana vivevo da solo, Certo, eri per lontano esempio da anche ad casa. Agrigento sono andato via da solo perché mia moglie lavorava e quindi non mi ha mai seguito, quindi la famiglia
tra virgolette l'ho anche trascurata vivendo anche da solo, però ho sempre fatto questo. L'allenatore è sempre solo, anche in questo caso è solo, sì, no? assolutamente C'è sì. da prendere delle decisioni e l'allenatore è solo, c'è da prendere insomma la macchina e far tanti chilometri e spesso e volentieri Però l'allenatore è comunque solo. mi ha fatto conoscere tante persone e sono contento diciamo, del percorso che ho fatto. Sicuramente potevo fare di più, però non... Senti, sono rimasti buoni rapporti anche con alcuni giocatori che tu hai allenato che magari erano nella parte finale della loro carriera? Sì, io devo dire che ho avuto la fortuna e la soddisfazione di allenare Ciccio Galeotto, Rosero Bernardo, gente che ha calcato, insomma Ciccio Galeotto ha vinto Palcoscenici 7 campionati fra C e B, l'ho avuto a Campofranco, quindi Rosero Bernardo l'ho avuto in quella famosa stagione alla Parmonval e che tuttora siamo in buoni rapporti, e ne ho avuto l'Onigro che era, quando l'ho avuto io era abbastanza giovane, che adesso è a Vittoria. Insomma, sì, è normale, come tutti gli allenatori, con alcuni... Quindi hai preso qualcosa anche da questi sì, giocatori, sì, no? ma Perché io poi con, diventano io anche con i giocatori di esperienza benzina per te. ho allenato Tonino Cardinale che ha giocato alla Cireale, Atletico Catania, quindi sì, no, ma io soprattutto con i grandi mi confronto. A me piace essere, come ho detto in precedenza, piace essere un leader, però io con i grandi mi confronto molto, soprattutto quando ho avuto a Galeotto, a Rosario, che hanno avuto allenatori come Gasperini, De Lo Rossi. Certo, sono confronti importanti. Sono confronti importanti che ti fanno crescere. Ecco, ma in questo caso tu adesso da allenatore che vivi comunque la crescita di molti giovani, noti delle differenze? Cioè questi giovani non sono i giovani di un paio di anni fa. Assolutamente no, io però ho una mia mentalità, nel senso che io gli parlo sempre del passato, perché il passato nostro è un passato molto importante. Gli parlo della mia esperienza che, essendo un giovane un po' ribelle, l'ho pagata perché potevo fare una carriera diversa, quindi cerco di dargli quei consigli rispecchiando la mia, E ti la mia ascoltano? realtà. Sì, mi ascoltano anche perché mi devono ascoltare, Ti devono però alla ascoltare. fine poi credo che anche loro hanno quella crescita sia calcistica ma soprattutto umana, perché mi piace dare anche delle regole. Possibilmente non assimileranno tutto adesso subito, ma poi con il passare degli anni faranno tesoro Sì. di quello che tu La hai mia detto. più grande soddisfazione è sentire ragazzi che ho allenato anche 10 anni fa che si ricordano i vecchi tempi anche quando li bastonavo. Allora lì sì che si diventa veramente dei grandi allenatori. Assolutamente sì, sono d'accordo. Bene, grazie per essere stato Grazie con a te, noi, è stato un Corrado. piacere. Ti sei raccontato, devo dire anche in maniera molto semplice Assolutamente. e non timida, perché hai raccontato fatti anche della tua vita. Assolutamente sì. Grazie a Corrado Butolo che è stato l'ospite odierno del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo. Benvenuti nel nostro Face to Face, il faccia a faccia che racconta le storie dei grandi personaggi legati al mondo dello sport siciliano. Subito la scheda introduttiva dell'ospite odierno. Il talento manageriale al servizio di un movimento sportivo in grossa espansione. Nel nostro Face to Face di oggi, Stefano Castiglia, presidente nazionale del futsal. Ciao Stefano, ben trovato. Grazie dell'invito. Sei pronto a raccontarti? Perché spesso e volentieri un presidente mette anche dei paletti su alcune risposte. No, assolutamente sì, e come dire, ho il piacere anzi a poter raccontare alcune sfaccettature e farle conoscere con massima trasparenza. Massima serenità, assolutamente. Sì. Allora abbiamo 7 domande per 7 risposte. Partiamo subito con la prima. Che effetto fa essere un giovane presidente nazionale? Ti lusinga certamente,
ma probabilmente ti mette un po' di apprensione? Ma guarda, sicuramente una grandissima soddisfazione, un percorso iniziato tanti anni fa, da, come piace dire, raccontare da dirigente sportivo, quindi partendo dalla base. Questa grande passione poi si è trasformata anche in un percorso federale, quindi come l'appetito viene mangiando, e oggi ci troviamo con questo onere ed onore di rappresentare la Lega Nazionale Divisione Calcio a 5. I numeri dicono che sia il più giovane, quindi Ma è una c'è cosa... questa apprensione? Ma- La paura anche di dover per forza necessariamente non sbagliare? Ma guarda, può esserci, ma la rassicurazione è il fatto che conosco questo mondo, quindi, come dire, so dove mettere mano e sono tanto tranquillo e sereno nel prendere le decisioni. Poi, come ho detto, in questi mesi voglio incidere, e quindi questo mi dà ancora Vuoi più lasciare forza. un segno, come si suol dire? Mi dà ancora più forza, come dire, nell'attuare dei correttivi, o comunque mettere in campo una visione che, a mio avviso, a nostro avviso, per quanto riguarda il consiglio direttivo, è quella corretta per la nostra disciplina. Quindi confermi che comunque tutto questo ti lusinga? Assolutamente sì, e non ti nascondo che anche agli occhi, come dire, di chi sta al di sopra di me, il fatto di interfacciarsi con un giovane è uno sprone in più nel dare delle risposte. E anche per te ricevere dei consigli da chi, insomma, ha più esperienza. Assolutamente, deve essere un mix, secondo me, di forza di gioventù e esperienza, che è fondamentale nel mondo, come dire, della politica sportiva per far bene. La consapevolezza che in molti ti hanno come punto di riferimento unico ti ha fatto modificare i rapporti con la tua sfera personale anche? No. Faccio una battuta e ti faccio fare anche una risata. Vai. Eletto presidente, io naturalmente, come dire, continuo a rispondere al telefono, chi ha i miei contatti, dirigenti, presidenti, Chiaro. continuo a essere disponibile, e qualche presidente amico mi dice: no, caro presidente, adesso devi iniziare anche tu a non rispondere al cellulare. Quindi, come dire, ci facciamo sempre una grassa risata, ma io punto a rimanere sempre con i piedi ben saldati per terra, concentrandomi sulle cose e cercando di dare il più possibile risposta alle nostre società, che sono, come dire, motore della disciplina. Quindi non è vero che, insomma, sono cambiati i rapporti con gli altri, anzi forse li hai cementati di più. Non solo, ma come dire, questa carica mi responsabilizza ancora di più nel dover dare le risposte nelle difficoltà che comunque vada oggi ci sono, perché come mi piace dire, i presidenti sono dei buoni eroi sportivi che portano avanti il sociale nei vari territori, come Chiaro. nel caso nostro, perché, come dire, a prescindere dalla categoria apicale, che è la Serie A, ma ci sono altre categorie fino alla Serie B, che non è altro, come dire, di rappresentanza dei vari territori. Noi è una disciplina che, con una penetrazione dal sud fino al nord, Sempre in continua, tra l'altro, sempre in continua ascesa, e quindi, come dire, tutto questo mi responsabilizza nel poter essere al loro fianco e essere di sostegno per far sì che questa disciplina cresca sempre di più. Ma fuori dal futsal, Stefano Castiglia com'è veramente? Perché, insomma, si può ritenere un uomo fortunato? Dico sempre che, a prescindere, una grande preparazione che serve e competenza in tutto quello che serve, non ci si inventa. Esatto, assolutamente sì. Io dico sempre che ci vuole anche un piccolo fattore C, e quindi in questo caso, come diremmo in francese, ci vuole un pizzico di fortuna, che sicuramente serve, e poi bisogna sempre trovarsi pronti. I treni passano una sola volta. Chiaro. E quindi è importante saper salire sul treno, e poi la parte più complicata viene dopo, nel dover dare risposte, come ti dicevo prima. Ecco, tutto questo quando parliamo dell'universo futsal, ma fuori dal futsal, insomma, il tuo carattere si è un po' trasformato, oppure continui ad essere il solito Stefano? Assolutamente, io continuo a essere l'amico della porta accanto. Nella mia vita faccio l'imprenditore, vivo a Cefalù, la mia è una famiglia che da sempre lavora nel campo turistico, e come dire, un pregio che in tanti mi hanno sempre attribuito è il fatto di essere l'amico della porta accanto, il titolare della porta accanto, l'imprenditore vicino ai bisogni dei propri dipendenti, e questa è una cosa, come dire, che mi tramanda la mia famiglia, è una cosa che conservo gelosamente e continuo a mettere in campo oggi. La metti in campo anche quando parli giustamente di valori sportivi? Assolutamente, assolutamente. Ti serve? Sì, perché comunque vada, come dire, oggi è veramente complicato tutto, quindi trovare delle persone che abbiano voglia di spendersi per gli altri è merce rara, come mi piace dire, quindi questa gente deve essere sostenuta e spinta nel proseguire le proprie attività.
La prossima domanda è un po' particolare, vediamo come reagirai. Allora, prima del tuo arrivo alla presidenza appunto del movimento in crescita del futsal, hai avuto la sensazione che il tuo percorso fosse già segnato, che tu fossi veramente un predestinato? Sì, nel senso che tante volte, anzi, ho cercato di sottodimensionare questa, come dire, questa aspettativa, perché anche da consigliere in tanti mi dicono oggi, eletto presidente, era nella tua skill, era nei tuoi modi di fare, era nel tuo modo, come dire, di porsi. Eri un predestinato. Ero un predestinato. E un'altra persona una volta mi ha fatto un bellissimo complimento dove, come dire, nel saper dirigere bisogna essere bravi a saperlo fare. Ognuno ha la sua caratteristica. E mi hanno sempre attribuito, anche dal ruolo di consigliere, ancor prima dal delegato assembleare, la grande volontà di far squadra, ma soprattutto di raggiungere gli obiettivi. Quindi in questi anni da consigliere del mio ex presidente Bergamini, come dire, il sogno, come mi piace identificare questo percorso, era ben chiaro nel mio percorso. Non sapevo, come dire, speravo di raggiungerlo e ci siamo riusciti. E quando l'hai raggiunto, allora sì che hai pensato, beh, forse ero veramente un predestinato. Assolutamente sì. E sei rimasto doppiamente contento, no? Perché il raggiungimento anche di un tuo probabilmente sogno, no? Assolutamente, un obiettivo, era un qualcosa di bello. Tornando al discorso che facevamo prima, arrivare così presto, anagraficamente parlando, in un mondo che comunque vada esprime pochi rappresentanze federali così giovani, è una bella medaglia che voglio mettermi al petto, ma ancora di più deve essere da sprono, come dire, per ringiovanire questa classe federale che comunque vada, serve sempre un ottimo mix fra gioventù e saggezza e esperienza. Cambio completamente argomento e dico, vivi in una bellissima Cefalù, ma insomma la tua vita trascorre anche momenti importanti nell'immortale Roma. Cosa ti porti ogni volta che viaggi dalla tua bella Sicilia? Guarda, dalla Sicilia porto la serenità e la solarità di vivere in una terra bella come la nostra. Vuol dire che a Roma sono più freddi? No, come carattere e come temperatura? No, però voglio dirti, noi viviamo in un paradiso, quindi ci aiuta anche ad affrontare le giornate in maniera sicuramente migliore, ed è un vanto perché, come dire, quando vengono a trovarmi in sede o comunque vada, giro io gli uffici, il fatto di essere di Cefalù è comunque un qualcosa di bello che come risposta ricevo sempre: ma quanto è bella Cefalù. In Roma invece trovo, come dire, gli uomini del fare, gli uomini e le donne del fare, la volontà, come dire, di una capitale che è motore di una nazione, e quindi un po' come potremmo dire il trovare la stanza dei bottoni che serve per azionare tutte le leve. In questo caso nel mondo federale abbiamo la sede della FIGC, la sede della Lega Nazionale Dilettanti, la sede dell'AIA, nel nostro caso che sono gli arbitri, e poi la sede della divisione calcio a 5, dove da lì digitiamo e diamo l'input per tutto il nostro movimento. Però io credo che tu, partendo dalla Sicilia, però porti quella determinazione che spesso e volentieri alcuni anche dirigenti che non sono nati in Sicilia non hanno. Guarda, ho una sensazione. Io devo dirti che io ho tanta fame, ma l'ho sempre avuta nella vita. Per me il pormi degli obiettivi e raggiungerli è, come dire, il pane quotidiano, e non mi stancherò mai, o almeno fino ad oggi non mi sono stancato. Quindi, raggiunto un grande obiettivo, tendo sempre ad alzare l'asticella per puntare a quello successivo. E nel caso, come dire, oggi da presidente della divisione calcio a 5, l'obiettivo è quello di rappresentare e confermare i punti in campagna elettorale data. Abbiamo un quadriennio davanti, consci che raggiungeremo tutti gli obiettivi prefissati. Un quadriennio pieno di lavoro, sì, perché non vi fermate più ormai, no? Tra l'altro una bella realtà siciliana come la Meta, e poi anche la possibilità di far rappresentare la Sicilia in tutto il mondo quando gioca la nazionale. Sì, diciamo che, come dirti, il futsal, la bellezza del futsal, come dico sempre, che da Lampedusa fino in Trentino troverai una società di calcio a 5 pronta, come dire, a offrire lo spettacolo di questa disciplina. E n'è passata di acqua sotto i ponti. Assolutamente sì. La Sicilia è sempre stata, come dire, una regione capofila, basti pensare, come dire, all'Augusta, società storica siciliana degli anni 85-90, e oggi abbiamo questa Meta Catania, vincitrice dello scudetto, vincitrice della Supercoppa, ma in generale è un movimento oggi per quanto riguarda il futsal Serie A che vede, come dire, tantissime società del sud presenti. Basta pensare al Napoli, basta pensare
pensare alla Feldieboli, la Roma 1927 si è avvicinata anche, come dire, a questa disciplina, quindi è una disciplina in grande crescita. A cosa rinunceresti per riassaporare il giorno del tuo 18° compleanno? Non che tu sia vecchio. No, ti dico, una bellissima domanda, perché, come dire, prima dei 18 uno non vede, non se ne rende conto, non vede il momento che possa arrivare. Sì, infatti. Appena attui quel giro di boa, invece è un continuo, come dire, come se fosse è ieri. una metamorfosi fisica e mentale. Esatto, infatti tanta gente, come dire, che ha qualche anno in più di me mi dice ancora sei a nulla, perché appena arrivi a 50 ti renderai conto quanto la boa sarà ancora più, come dire, facile da girare. Devo dirti che non rinuncio a nulla per un semplice motivo, perché tutto quello che ho fatto io, sia nella mia adolescenza che nella mia gioventù, lo rifarei. Quindi, come dire, il non avere rimorsi mi dà quella forza di voler andare avanti e scoprire quello che la vita, come dire, mi riserva nel prossimo futuro. Che poi, tra l'altro, quando parliamo di 18°, parliamo del compleanno, della svolta anche mentale, no? Perché magari fisicamente non sei cambiato l'indomani, però mentalmente ti senti più forte. Sì, ma assolutamente, è come dire, la maggiore età è quel punto in alto che tutti prima di arrivare, come dire, focalizzano, e poi una volta raggiunto è un accavallarsi di emozioni, di vita continua, che poi ti porta, come dire, a raccogliere, come dire, questi anni in un attimo. In verità poi sono tanti, non è un attimo. Assolutamente. Stefano, concludiamo questo bellissimo face to face con una domanda un po' particolare, ma che secondo me può celare altri lati nascosti della tua personalità. Nella tua scrivania di lavoro, quali sono gli oggetti che non mancano mai? Un oggetto Io escluderei il computer, comunque. No, un oggetto che in tanti, come dire, sono contenti di trovare perché è molto colorato. Io amo gli evidenziatori, e quindi nella mia scrivania tengo sempre gli evidenziatori, poi in base ai colori, come dire, ho degli evidenziatori su dei punti importanti che utilizzo con dei colori, altri meno, ma sicuramente tutto quello che è penne, fogli ed evidenziatori sono cose che mi servono, come dire, per calendarizzare e gestire la mia giornata. Diciamo però che sono oggetti che su una scrivania ci possono pure stare, ma qualche oggetto particolare, un talismano o altro? Ma guarda, ti dico che dettato anche dal dono che ho ricevuto da qualche mese in divisione, e quindi nella mia sede romana ho messo una foto di mia figlia. Ci quindi può pure stare. Questo è, come dire, una bellissima cornice che tengo lì con la foto della bambina, che come dire, lo sguardo va sempre lì in queste giornate di distacco rispetto alla famiglia. Che magari solo guardandola puoi capire se quella cosa va fatta in una maniera o in un'altra. Assolutamente sì, quindi, come dire, se c'è un qualcosa che oggi tengo in maniera particolare è questa fotografia che trovo sulla scrivania. Stefano, ti sei piaciuto nel raccontarti nel nostro face to face? Assolutamente sì, perché, come dire, ho raccontato il vero Stefano Castiglia nella massima trasparenza, come che in pochi conoscono. Che in pochi conoscono, ma che tanti amici apprezzano, quindi questa è la cosa che mi fa stare bene. Io ti auguro buon lavoro, perché Grazie. ce n'è tanto e sono sicuro che continuerai ad avere successo, perché sei giovane, voglioso, sei vero e soprattutto sei umano, che nel mondo dello sport secondo me è fondamentale. Grazie Ettore, grazie ancora per l'invito. Abbiamo concluso qui lo spazio del nostro face to face, appuntamento al prossimo. Bentrovati nel nostro face to face. Andiamo subito a scoprire il personaggio con il quale chiacchiereremo nei prossimi minuti. Intanto vi do una scheda di introduzione. Elegante e concreto in campo, duttile battagliero da allenatore. A face to face Francesco Di Gaetano. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Sono felice perché finalmente cercheremo di scoprire tanti lati di Francesco che forse in pochi conoscono. Ho questa sensazione, ti conoscono proprio solamente dal punto di vista sportivo.
Sì, sì, magari più che altro i tifosi mi conoscono solo dal punto di vista sportivo. Con chi lavoro poi... Ma sei un tipo riservato, però ho questa sensazione. Sì, sono riservato, però con chi lavoro, con chi frequento, comunque sono abbastanza socievole, disponibile e molto aperto. Vedremo cosa succederà, perché saranno 7 le domande che ti farò e saranno 7 le risposte. La prima: dopo la tua bella carriera da calciatore, il tuo sogno era veramente quello di allenare dopo? Sì, ti rispondo con sempre? fermezza, da sempre, anche dentro al campo ero uno che mentre giocavo davo indicazioni ai miei compagni sulle scalate. Diciamo che eri già un allenatore in campo. Sì, ma è una cosa che mi ha sempre affascinato, forse pure perché, sai, papà ha fatto anche questo e l'ho seguito da quando avevo 3 anni ai 14 anni, che poi è stato l'anno in cui poi papà è venuto a mancare. Quindi quando ti è capitata la situazione di allenare non ci hai pensato un attimo, anzi forse probabilmente hai coronato il tuo sogno. Sì, 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 ma devo essere sincero, lì devo ringraziare comunque Roberto Boscaglia, perché io l'ho conosciuto ad Alcamo e lì ancora giocavo. Abbiamo vinto campionato e Coppa Italia, andiamo a Caltanissetta e lì inizio ad essere sia un calciatore ancora che già il vice allenatore di Boscaglia. Addirittura, quindi già assimilavi Sì. anche le sue lezioni Sì, a sì. tutti gli effetti. Ma è vero che non si è mai profeti in patria? È un detto veritiero, soprattutto per gli allenatori? Ma guarda, non lo so, ci sono delle situazioni in cui corrisponde a verità e altre... Poi secondo me dipende molto dal momento, dalle squadre, dalle dirigenze, da un po' di tante cose che messe insieme poi fanno Quindi la differenza. questa domanda te la sei posta forse evidentemente, soprattutto tu che hai un po' girato anche non soltanto la Sicilia. Sì, quello te lo poni, è normale. Io, guarda, da piccolo, no? È normale che tu sogni di poter giocare o comunque allenare un domani nella squadra della tua città. E oggi mi chiedo se sì, sicuramente sarebbe un sogno farlo, però non so come poi andrebbe a finire. Ma quanto incide poi alla fine la famiglia, gli amici, anche nelle tue scelte sportive? Allora, la famiglia secondo me è troppo importante, perché comunque sia spesso sono quelli che pagano la tua assenza, pagano un po' il tuo distacco fisico, no? E quindi se non hai davvero delle persone accanto che ti supportano e che ti sostengono, diventa duro fare bene il tuo lavoro lontano da Nel casa. bene e nel male. Nel bene e nel male. Perché certo. poi alla fine può capitare alcune situazioni negative, e allora lì forse gli amici veramente ti danno una mano perché ti supportano. Sì, è vero. La famiglia? La famiglia, certo, poi quando non si è abituati a stare sotto lo stesso tetto poi diventa duro. Molto dura, è vero. Tu hai figli? Ho 2 figlie, sì, una di 19 e una di 15, sono Alice e Romina. E comprendono il lavoro del papà? Sì, comprendono e ti dico, sono credo anche orgogliose, un po' si vantano, no? Che il padre ancora sia sportivo, comunque, perché comunque siamo sempre a contatto con i giovani e restiamo giovani anche noi. Bene, attenzione perché la prossima domanda è un po' trabocchetto, però sono sicuro che andrà bene per te. Tu ami il casual o l'elegante? E soprattutto, che fascino bisogna avere per far colpo con una donna? Bella domanda. Bella domanda. Allora, Intanto casual o elegante? allora, a me piace stare, soprattutto col lavoro che faccio, mi piace stare molto in tuta. Vabbè, chiaro. Durante la settimana, però se devo uscire la sera non metto quasi mai i jeans. Quindi vai un po' sull'elegante, in sì, un certo un po' senso. sull'elegante, un po' sulla classe, no? Sulla classe, certo. E poi cosa bisogna avere per cercare veramente Ma di io far credo colpo che, con una donna? ma secondo me se sei Con spontaneo... grande rispetto per la tua cara consorte. No, ma assolutamente, ma per tutte le donne. Certo, nel per rispetto. tutte le donne, certo. Io penso che se sei naturale, se sei spontaneo, alla fine il tuo carattere viene fuori. Quindi la prima impressione è vero quella che puoi dare a una persona e quindi ricevere un'attenzione particolare,
ma poi se a lungo andare non confermi quello Certo, che hai certo. dato all'inizio. L'impatto è fondamentale, sì. però poi dopo ci vogliono i fatti anche nel comportamento e tanto però, altro. Sì, poi ci sono gli sguardi, sono tante piccole cose che Hai messe conquistato tua moglie in questa maniera, ho questa sensazione. Ma io diciamo che conquisto tutti quelli con cui ho a che fare per bene. la mia solarità. Bene, bene, ed è Quindi- vero, sei molto contagioso. Senti, nella tua scatola dei ricordi c'è per caso un indumento, un oggetto sportivo che custodisci gelosamente, che fa parte veramente della tua vita? Allora, ce l'ho, però in realtà non lo custodisco io, ma lo tiene mia sorella. Addirittura? Ed è una scarpetta, possiamo dire la marca? Assolutamente sì, nessun È una problema. scarpetta dell'Adidas da Sì. calcio a 6 tacchetti, proprio piccolina, no? E questa qui era una cosa a cui teneva molto mio padre. E la appendeva sempre nelle sue macchine, nello specchietto Quindi un retrovisore. oggettino piccolo, Un oggettino ma piccolo, ma- dall'immenso valore. Sì, sicuramente, guarda, puoi togliermi tutto, ma non quello. Scusa, ma perché lo tiene tua sorella e non lo tieni tu? Perché io ho paura di perdere. Bene, ma l'importante è che non si perda No, a tutti gli assolutamente. effetti. Senti, ma quanto self-control deve avere un allenatore per battagliare quasi quotidianamente tra società, calciatori, stampa? Guarda, a volte il mio collaboratore, quindi Vincenzo Porretto, mi chiede, anzi si chiede, poi mi chiede, ma come fai? Come fai a restare calmo davanti a certe situazioni? Come fai ad affrontare il tutto con questa serenità, con questa calma glaciale? Perché ce ne vuole tanta. Sì, sì, però io vuole sai, tanta. forse anche è una cosa del mio carattere essere così tranquillo, sereno. Ho un piccolo difetto, se vogliamo, che quando poi arrivo al limite, se esplodo, allora posso fare anche male. Fai danni. Sì, purtroppo è una pecca, però sai, impiego tanto per arrivarci. Vabbè, poi con la maturità giustamente questi tempi si allungano, no? Sì, però bisogna essere anche diplomatici, bisogna essere anche figli di buona madre. Soprattutto nel mondo del calcio, Assolutamente. diciamolo pure. Senti, voglio chiudere questa bella chiacchierata con una domanda che forse probabilmente ci sta a pennello. A chi devi dire grazie? E a chi devo dire grazie? Parli dell'aspetto professionale? Assolutamente sì, no, non sulla vita personale, ma sull'aspetto professionale. Guarda, Ettore, qualcuno mi dice che a volte sono presuntuoso, però non lo sono. E con gli anni ti posso dire che ad oggi, e sfido chiunque a dire il contrario, a me calcisticamente non mi ha mai regalato niente nessuno. Te lo sei Nessuno. andato a cercare Me lo sono con andato forza a e cercare determinazione. con sudore, con pazienza, con perseveranza. E te lo sei tenuto Io stretto. ho lottato su tutti i fronti. Pensa che quando abbiamo vinto il campionato di Serie C e siamo andati in Serie B, io non ero abilitato a fare la Serie B. Sì, E all'epoca c'era una norma che prevedeva che soltanto l'allenatore in prima, vincendo il campionato di C, aveva l'accesso al supercorso. Cosa che da quel momento in poi, perché mi sono impuntato, ho smosso un mondo, nel senso, ma in prima persona. Immagino. Non ho chiesto a nessuno. L'ultima chance che ho avuto è quella di mandare una mail ad Abete, addirittura. Sì. E ti ha ascoltato? dove in quella mail gli ho scritto tutto il mio percorso calcistico e gli ho detto che secondo me era da rivedere questa norma in quanto si privava una persona che aveva meritato sul campo di avere un qualcosa che gli potesse Però consentire. è anche vero che ultimamente molti allenatori hanno preso il patentino di seconda categoria in una maniera molto facile rispetto a 20-30 anni fa. Lo so. Quindi c'è stata anche un po' di inflazione. Questo, guarda, non lo so. Beh, perché non è il adesso... caso tuo, ci no, mancherebbe. no, ma da quel momento in poi comunque lui, mi ricordo infatti il giorno che mi chiamò, mi disse, mister, lei ha ragione, lei farà il vice. Bene. E sarà abilitato al prossimo corso, farà parte del corso e se sarà abilitato farà il suo ruolo. Quindi devi dire grazie a te stesso, A me insomma, stesso e alla mia per tutto quello che hai testardaggine. fatto. Allora, io penso che nella vita non ci sia niente di impossibile. Ah, soltanto una assolutamente, cosa, assolutamente. che purtroppo tutti quanti dobbiamo andarci a
a sbattere prima o poi tutti. E quindi poi per il resto la forza di volontà, il sacrificio e la voglia, la fame di arrivare ti porta ad ottenere quello che realmente vuoi. Ti devo chiamare Francesco o Ciccio per chiudere? Allora, se sei un mio amico mi devi chiamare Francesco, se sei un conoscente di calcio mi devi chiamare Ciccio. Allora, siccome credo di essere anche un discreto conoscitore del calcio, ti chiamo Ciccio ed è un piacere e un onore. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Io ti ringrazio e sottolineo il fatto di la differenza Ciccio e Francesco, perché in famiglia mi chiamano Francesco. Ah, addirittura. Nel calcio, da sempre, giocando... Ti chiamano tutti Ciccio, effettivamente. Ciccio perché è più veloce e più comodo. È più come veloce. il film di Massimo Troisi, quando Sì, Ugo, Massimiliano no? con Ugo, è vero. E in questo caso, giustamente, quando giocavi era più facile chiamarti Ciccio anziché Francesco, già eri andato via possibilmente. Grazie Ciccio. Grazie a te, Alla grazie prossima. veramente. Abbiamo dunque chiuso lo spazio del nostro face to face. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo. I face to face, i faccia a faccia con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Puntata dedicata interamente a loro, pertanto noi adesso concludiamo qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ci vedremo chiaramente il giovedì a partire dalle 20:30 e chiaramente la prossima settimana si ritornerà a parlare di calcio giocato. Grazie per averci scelto.